sinistra c'è Piloca che però perde la sfera, la recupera Castelli in qualche modo che poi la riperde. Ancora Piloca, allarga per Fabiani, si deve distendere Lucarelli che con il piede destro manda il pallone in calcio d'angolo. Recriminava di un fallo non fischiato dal direttore di gara. Palla fuori per Pomicino, si distende Lucarelli con il piede, manda sopra il piede preferito al sinistro, scambia adesso con Bruno che chiude il triangolo con Piloca, rimane lì la sfera e con il ginocchio salva tutto il solito Lucarelli. Umillaco con le mani, Bettinelli mette giù, allarga sulla destra per Piloca che prova il destro, si deve allungare Lucarelli, miracolo del numero 1 di impostazione, la manovra offensiva. Piloca entra in area di rigore, Piloca prova il destro con la spalla, Lucarelli la fa sua e tenta la battuta a rete, Lucarelli e direttamente da rinvio sigla il gol che chiude l'incontro, 3-1 per la Tevere Remo. Nulla da fare per la CCCP, il gol non ha alcun significato, la Tevere Remo conquista 3 punti e si porta a 32 in classifica.